Termina in parità il big match del massimo campionato tra la capolista Torres e le campionesse d'Italia del Bardolino Verona. Un pareggio che va piuttosto stretto alle gialloblu e consente alla squadra sarda di mantenere invariato il vantaggio di 2 lunghezze sulle veronesi, anche se quest'ultime dovessero conquistare l'intera posta in palio nei 3 recuperi. Un risultato, quello conseguito dalla truppa di Longega sul difficile campo sardo, da non gettare via, ma sicuramente resta l'amaro in bocca per una mancata vittoria che dopo il vantaggio conseguito in avvio di ripresa pareva ormai acquisita. Il Bardolino Verona subisce il gol dopo appena 12 minuti di gara, conclusione da fuori area di Pintus con sfera che rimbalza sul terreno, ingannando Brunozzi che non trattiene, irrompe Fuselli che ribadisce il pallone in rete. Le veronesi non si scompongono e raggiungono il pareggio in appena un minuto, cross di Pagliotti per Melania Gabbiadini che di piatto insacca da pochi passi. Le gialloblu mantengono un leggero predominio territoriale e prima del riposo tentano la via del gol con Patrizia Panico, ma la sua rovesciata finisce alta. Le ragazze di Longega scendono in campo nella ripresa con maggiore determinazione ed ottengono la rete del vantaggio al 7° minuto. Melania Gabbiadini fa partire da fuori area una bellissima conclusione di mezzo esterno destro con sfera che coglie la base del palo e si insacca. La Torres subisce il contraccolpo del vantaggio veronese e le gialloblu appaiono padrone del campo. A rimettere in equilibrio la gara ci pensa la solita Tona che, complice l'uscita fallita da Brunozzi, incorna a rete la sfera su un lunghissimo lancio. Questa volta sono le veronesi a risentire dell'inattesa rete subita e la squadra sarda potrebbe approfittarne con Iannella che questa volta trova Brunozzi in formato super. Il finale è tutto giallo-blu, Patrizia Panico fallisce un'occasione d'oro davanti alla porta spalancata e poco dopo si fa intercettare la conclusione dall'ottima Cupido. L'ultimo sussulto arriva in zona Cesarini con i tentativi di Pagliotti e Panico che non riescono a piazzare la zampata vincente. Ora per le ragazze del Bardolino Verona conterà solamente vincere nei 3 recuperi che dovranno ridisegnare la classifica. Si comincia sabato prossimo sul campo dell'imbattuta Roma. Cosa diciamo su questo pareggio con un Bardolino Verona che forse ad un certo punto pensava di aver quasi portato a casa la vittoria? Ma io ci ho sperato sino alla fine, le occasioni sono venute, purtroppo siamo stati schiavi dei nostri errori, abbiamo sbagliato qualche gol, abbiamo preso 2 gol un po' particolari e alla fine è stato pareggio, però direi che fra le 2 squadre la differenza si è notata. C'è un po' una sindrome portiere in questo Bardolino a questo punto? Ma no, sono dei momenti, direi che poi alla fine è la squadra che vince la partita, perché sì, è vero, abbiamo fatto qualche errore, però se buttavamo dentro quelle occasioni che abbiamo avuto, gli errori dei portieri magari passavano inosservati. Sono momenti così, bisogna superarli. Sabato si va a Roma che ha pareggiato a Reggio Emilia. Ma lì dovremo far vedere di che pasta siamo fatti, lì bisogna andare a vincere, non ci sono storie, bisogna vincere assolutamente, bisogna dimostrare di essere la squadra forte e schiaccia avversari, che era l'inizio del campionato. Qualcuno pensava che i giochi fossero già chiusi, pensava molto male. Oggi credo che si sia concentrato il meglio del calcio femminile in questo momento, in questa partita davvero dove le ragazze di entrambe le squadre hanno disputato una partita corretta, gagliarda, fino all'ultimo minuto. Il risultato giusto o non giusto, questo lascio poi le valutazioni, io sono di parte quindi non faccio valutazioni. È stato un bello spettacolo per il calcio femminile ha bisogno di queste partite, ha bisogno di queste squadre, io spero tanto che col proseguo del campionato ci siano altre partite come un punto guadagnato molto importante perché hai giocato fuori casa contro un antagonista allo scudetto. Si poteva portare a casa la posta intera, è andato male qualcosina, non c'è stata la giusta concentrazione nonostante abbiamo fatto noi la partita, abbiamo tenuto il pallino del gioco. Le immagini ci daranno ragione in questo perché parlare così non sembra, però una partita giocata tra tutte e 2 le formazioni che non volevano perdere assolutamente questa partita, alla fine è riuscito il pareggio tanto agognato, però è stata una partita difficile, la Torres ci ha messo tutto quello che poteva metterci per portare a casa questa partita, noi poi nel finale potevamo magari fare un gol e vabbè, è andata così. È un Bardolino Verona che in alcuni tratti di partita sembra molto superiore all'avversario, però alla fine la posta è spartita. Diciamo che è difficile imporre sempre il nostro gioco perché comunque un avversario come la Torres ha anche il gioco suo, quindi è normale che ci stanno un po' di bel gioco e un po' meno, però